Rientriamo in questo studio ideale dalle Corti Benedettine di Padova, stiamo parlando di previsioni vendemmiali, abbiamo sentito la preoccupazione di Veneto Agricoltura circa i prezzi delle uve, siamo con due ospiti che parlano dei rossi, dei grandi bianchi trevigiani, con Giorgio Cecchetto, storico produttore del Raboso, e Antonio Motteran, direttore di Carpenè Malvolti, direi chi ha inventato il Prosecco nel mondo. Allora, partiamo da queste considerazioni di Pizzolato. I produttori, voi produttori, ovviamente fate i conti con dei prezzi che sono sempre più bassi, stiamo parlando delle uve, dei prezzi quindi che vengono pagati a voi. Sì, sicuramente, prezzi bassissimi, calcolando che gli antiparassitari e le consumazioni sono aumentate notevolmente a due cifre, invece l'uva è diminuita di un 15-20%. Io credo che soprattutto le uve a bacca rossa gli agricoltori lavorano in perdita, è nettamente in perdita. Per fortuna si salva chi ha del Prosecco e del Pinot Grigio quest'anno. Motteran, c'è tutta una questione di mercato ovviamente nell'andamento dei prezzi. È presto detto, in questi ultimi 14 mesi, 15 mesi, da quando è stata la crisi dell'anno scorso, del settembre 2008, il calo dei consumi evidentemente ha provocato delle giacenze. Le giacenze ce le troviamo adesso, con la nuova vendemmia che adesso ormai inizia. È naturale che ce n'è troppo di vino. Se la ripresa, invece di avere luogo fra 6 mesi, comincia già un po' a dare segni già da ottobre e i consumi cominciano a risvegliarsi, allora è naturale che c'è la possibilità di contare su una minore problematica dei prezzi al ribasso. E tra poco appunto sentiremo proprio il vicepresidente di Regione Veneto che ci parlerà di quali misure di accompagnamento al mercato che sta improntando appunto Regione Veneto, ma è ora di fare anche la danza della pioggia perché ci sono i rossi in sofferenza, è così Cecchetto? Sì, abbiamo raccolto quasi tutte le uve a bacca bianca e la qualità sicuramente è molto molto buona. Berremo dei bianchi fruttati, belli, freschi, sapidi, con buona acidità. Ci preoccupano i rossi che stanno un po' soffrendo questo clima e sicuramente, mi ricordo vendemmia 2003, è annata siccitosa anche quella, dove i polifenoli, la maturità fenolica non è avvenuta completamente e ci siamo trovati poi con dei vini che faticano ad evolvere, i tannini rimangono duri, polverosi e quindi un po' mi preoccupa questo, ma speriamo nella pioggia, come hai detto tu facciamo la danza della pioggia. Ecco, per la glera? La distribuzione moderna, nazionale e internazionale è interessata al Prosecco. Ci vengono dietro, è un prodotto veramente molto apprezzato dal consumatore che continua ad avere un suo tiraggio molto interessante e quindi resta a noi lavorare meglio che si può e avere, sì, è accettabile anche un po' di paura, ma tanto coraggio, insomma, e con questo si va avanti con forza. Io la ringrazio davvero del suo intervento, grazie anche per la testimonianza dal Piave, possiamo dire così. Ci fermiamo qui e tra poco sentiremo l'intervento di Franco Manzato, vicepresidente di Regione Veneto. Ci sono imprese che non si arrendono alla crisi e continuano a produrre e ad investire sulle proprie idee e i propri progetti. Un esempio è la Ecogeo Servizi, azienda che opera nel campo ambientale e delle energie rinnovabili. Per celebrare il 10° anniversario di attività, Ecogeo ha inaugurato la nuova sede di Vazzola, un impianto all'avanguardia dove opereranno 7 specialisti del settore. Il responsabile commerciale e qualità della Ecogeo Servizi, Nicola Gasparot, illustra i servizi offerti dall'azienda. I nostri servizi spaziano dal trasporto e smaltimento e recupero dei rifiuti industriali. Puntiamo anche sul servizio civile, spurgo fognature, risanamento fognature e la nostra attività si sta espandendo anche molto nel settore fotovoltaico, risparmio energetico. Infatti in collaborazione con un'altra azienda stiamo facendo progettazioni, installazioni e in più stiamo sviluppando un comparto della formazione su sicurezza e qualità. Anche il titolare dell'azienda, Cristiano Racchello, tiene a sottolineare la qualità delle attività svolte dalla propria impresa. Abbiamo mezzi e servizi che possono soddisfare qualsiasi esigenza nel campo dell'ambiente. Un successo quello della Ecogeo, sottolineato dalla presenza di numerose personalità del mondo politico. Ospite d'onore è il ministro Luca Zaia, che esprime il suo apprezzamento per l'attività decennale della Ecogeo. Non a caso sono qui a portare i saluti del governo a Cristiano Racchello e quindi alla sua Ecogeo, perché ci vuole coraggio a sostenere investimenti come ha fatto lui, dando ovviamente occupazione
ha parecchie unità di lavoratori, quasi 10 lavoratori, soprattutto in un comparto innovativo. Quindi Ecogeo è l'occasione per dimostrare che anche durante questa crisi ci sono imprenditori che credono nel lavoro, credono ovviamente in uno sviluppo che verrà. Presente anche la provincia di Treviso, che ha premiato con una targa la Ecogeo per i suoi meriti aziendali. Sentiamo il presidente della provincia, Leonardo Murari. Sicuramente un giovane imprenditore che ha fiducia, ottimismo, che ha professionalità, capacità, che crede ancora nel domani. Le istituzioni devono sostenere questi imprenditori. In bocca al lupo, ma sono sicuro che sarà un grande imprenditore della provincia di Treviso.